suicidio allora è legato all'essere o all'avere? All'essere, senz'altro, il disagio immagino sia più profondo. Come è riconosciuto, secondo il tuo parere, dal consorzio umano, diciamo, questo gesto estremo? Cioè genera più repulsione, Ma poi c'è anche un indifferenza? interessante, cioè si potrebbe fare anche un excursus storico, non è sempre stato negativo, no? Un tempo la storia ci insegna, insomma i greci e i romani avevano un rapporto con il suicidio molto diverso dal nostro. Il cattolicesimo ha rovinato tutto, vorrei dire, però ha un po' influenzato tutto. Fino a non molto tempo fa i suicidi si seppellivano fuori dal cimitero, insieme con gli attori peraltro, in quanto comunque esseri demoniaci gli attori, giustamente, perché lo sono, e i suicidi perché non fuori dalla grazia di Dio. Comunque la morte è sempre alla stessa distanza da noi, no? Fare un passo verso là, o per la circostanza o per altri motivi, è molto vicina, tra virgolette. Però in questo spazio vicino poi ci si rende conto che il resto è rappresentazione, insomma. Ci sono degli spettacoli interessanti, ben fatti, di ottima qualità, di ottimi interpreti. E poi anche gli argomenti trattati, cioè gli autori anche trattati, non sono banali. È interessante anche per me sentire cosa ha da dire Nove su Majakovskij, su Trakl o Scarpa su Leopardi o De Vita Conti su Heiner Müller, eccetera.